Comites. Il vostro Comites e la vostra circoscrizione sono pronti a questo appuntamento? Quali elementi critici rilevate di questa iniziativa così attesa e ormai giunta al termine? Siamo pronti, l'aspettiamo da 5 anni in realtà, non è una... per fortuna insomma finalmente siamo giunti al termine e siamo, come dire, con questo cambiamento di modalità di votazione ci stiamo attivando per poter diffondere l'informazione il più possibile presso gli elettori e quindi stiamo organizzando delle serate informative con le associazioni, con i cittadini che sono sul posto e stiamo attivando tutta una serie di iniziative per diffondere l'informazione tramite i nostri giornali italiani e soprattutto con quelli svizzeri, perché comunque abbiamo dei contatti, personalmente faccio anche parte della Camera Cantonale Consultativa, mi conoscono benissimo nei bureau d'integrazione sia del cantone di Bourg e quindi con l'Unia anche, insomma, con varie istituzioni che hanno dei giornali informativi o dei siti, chiederemo a loro di aiutarci a diffondere l'informazione. La stessa cosa poi faremo con i cantoni, i comuni, insomma, perché ci sembra fondamentale creare la base elettorale. Nello stesso tempo, come dire, in seconda battuta, ci concentreremo per vedere insomma, chi desidera candidarsi, perché comunque se abbiamo tenuto finora, non ci siamo dimessi, è proprio perché ci crediamo nell'importanza di questo momento e anche se ha i suoi limiti naturalmente, però lo troviamo fondamentale. Nel caso di Losanna veramente è stato molto importante e abbiamo avuto una costanza di 2 anni da quando è stato chiuso il consolato di Losanna per poter ottenere uno sportello settimanale fatto da 2 impiegati consolari di Ginevra che vengono in loco loro si occupano soprattutto di passaporti e procure, ora anche di carte d'identità, soprattutto per le persone anziane o che non possono muoversi insomma. È certo poco rispetto a quello che c'è bisogno, però comunque aiuta molte persone, insomma, solleva il problema. E poi abbiamo anche finalmente ottenuto anche un corrispondente consolare. Ci sono voluti 2 anni di insomma, relazioni costanti con il consolato, con il ministero. Insomma. Le previsioni quali sono? Di un rinnovo, ringiovanimento del Comites oppure realisticamente ci sono delle difficoltà per questo cambio generazionale? Ce lo auguriamo naturalmente, il nostro Comites non è forse fra i più relativamente giovani, nel senso che la maggior parte delle persone sono di media età, abbiamo dei pensionati ma sono in minoranza rispetto al grosso diciamo, del comitato. Da noi abbiamo la fortuna di avere anche un'associazione di universitari, alcuni dei quali non sono più così giovani, ma insomma si avvicinano alla trentina, e quindi ci auguriamo che qualcuno di loro voglia inserirsi in queste liste elettorali, anche se lei sa meglio di me che c'è il problema poi della non iscrizione all'AIRE da parte di alcuni di loro e niente, staremo a vedere. Noi come Comites insomma cercheremo di contattare tutti, di tutti i colori politici, di tutte le situazioni, no? Perché ora ci sono vari tipi di emigrazione, per vedere chi desidera, chi ci crede, chi vuole far parte di questo comitato. Nel Comites insomma, che rappresento noi avevamo 3 liste, questo è stato molto importante per la sopravvivenza diciamo, del funzionamento del Comites a pieno titolo, perché noi abbiamo tutti i membri, quasi tutti che partecipano alle riunioni e questo ci ha consentito di fare varie cose e poi sono sparsi un po' su tutto il territorio perché abbiamo 2 di Friburgo, 3 o 4 della Riviera, alcuni di Losanna, insomma
Così abbiamo anche un po' la possibilità di conoscere le necessità un po' di tutto il territorio. E niente, ci auguriamo anche questa volta di fare questo. Ci sono state varie iniziative in questi anni, varie manifestazioni che hanno dato la possibilità di collaborare naturalmente con il Comites, ma anche con le associazioni fra di loro, e in alcune realtà si sono rinvigorite un po' le associazioni che stanno un po' in discesa, insomma, della china, e in zone tipo Payerne, dove l'anno scorso hanno festeggiato il centenario della presenza italiana sul posto, in realtà su 120 anni, si è creato un gruppo di persone che hanno lavorato come matti veramente per un paio d'anni, e così ha dato una nuova spinta, insomma. Infatti il 15 mi pare ci sarà l'inaugurazione di una nuova associazione culturale sul posto. So che finalmente si pensa anche ad un ricambio, perché ci sono i corrispondenti che hanno una certa età, insomma, e presumo che ci sarà 1 o 2 persone di quella zona che si potranno candidare, e lo stesso, ripeto, faremo un po' in tutte le zone. Io sono ottimista, insomma, da questo punto di vista, quindi spero, insomma, che vi siano persone, che riusciamo anche questa volta a formare più liste, così la gente ha anche la possibilità di poter votare. Si vocifera e si portano alcuni esempi come una riapertura delle difficili relazioni fra gli italiani e la Svizzera. Lei ha notato questa rinascita di difficoltà a seguito del referendum, degli esiti del referendum? Lei ha notato queste difficoltà, oppure sono più che altro timori da parte di elementi della comunità? No, per fortuna noi siamo in Svizzera romanda, e forse in uno dei cantoni più aperti, forse dopo Neuchâtel, dove c'è una grande presenza anche italiana o di origine italiana in molti settori del tessuto economico e amministrativo. Abbiamo una deputata parlamentare svizzera che è di origine italiana, leccese, ad Amarra, che si occupa molto, anzi fa parte del gruppo parlamentare che si occupa delle relazioni italo-svizzere. E grazie a lei, ma grazie anche a tante altre persone, insomma, c'è comunque una grande sensibilità all'interno delle, ripeto, soprattutto delle amministrazioni. È chiaro che ci sono loro hanno ricevuto delle informazioni e alcune cose sono già cambiate, tipo l'assicurazione per gli studenti. So che avevano delle agevolazioni che sono state sospese per molti di loro. Ci sono anche nuovi emigrati, quindi insomma la situazione non è semplicissima. Gli aiuti sociali insomma, stanno cercando di ostacolarli in qualche modo, e bisogna essere cauti, questo è sicuro. Entro 3 anni ci saranno cambiamenti e applicazioni di normative che non sono più quelle attuali. C'è il contingentamento da capo da 2 anni, quindi insomma tutto diventa difficoltoso. Molte persone che lavorano ormai da 2-3 anni con permessi L, con difficoltà di affittare un appartamento, di comunque, come dire, inserirsi realmente nel tessuto sociale e economico della zona. Quindi sono difficoltà tecniche più che altro. Ma anche pratiche delle persone, perché avere un permesso L nella zona dove abitiamo, dove non si trovano alloggi, diventa ancora più complicato. Ci sono famiglie disperate, soprattutto i giovani bene o male si organizzano in appartamenti vivendo in comune, quindi bene o male è più semplice per loro. Ma per una famiglia che ha bisogno comunque di un alloggio indipendente diventa difficile. Ripeto, dove il tasso di vacanza degli appartamenti è dello 0,01, credo, una cosa del genere. Quindi, sì, è molto difficile. Comunque dipende molto anche a livello di cantoni, insomma, dei singoli cantoni. Sì.